ti ho portato uno fantastico. È il re dei ventriloqui veramente, il ventriloquo più bravo del mondo. Guarda, non ho visto che è un ventriloquo dal vivo. Guarda, ora noi si ride ma perché, non l'ho mai visto, siamo ragazzi di spirito. Sì, lo comincio a vedere. Però è bravo, guarda, veramente lo giuro, non è un cialtrone. È il più grande ventriloquo del mondo, eccolo qua, presentalo te per favore. Bene, e allora per tutti voi signori, il più grande ventriloquo del mondo. Eccolo qua. Buonasera! No, lo fa da qui! No, lo fa da qui, scusi, si vede soltanto me e lui. Ma tanto non importa, tanto parlo con la pancia io. Ma ho capito, ma lo dobbiamo vedere in televisione, scusi, siamo in televisione, lo fa da là dietro. La prego, venga. Ma lo dico, è vero, lo fa con la pancia, ci penso, lo fa io. Guarda, c'è anche, dai, per favore, per Riccardo. Ma non lo fa da qui, non è No, uguale. devi venire qui! Ti ho presentato, devi venire qua, va bene? Ma bisogna fare sempre per tuo te. Ho detto che non è un cialtrone. Buonasera. Buonasera! Buonasera. Ciao! Ciao! No, la volta. Saluta! Ciao! Ciao ragazzi! Come va tutto bene? No, non glielo fate un primo piano stretto, per favore, no. Un applauso! Bravo, bravo. Sa fare altro, non questo pazzetto. Ma come fa a fare? Con la pancia! Sì, faccia vedere. Accidenti. Però, No, è bravo davvero, è un fenomeno lei. Sì. È mezzo sfondato adesso pupazzetto. L'ho comprato da cinesi! Si vede, si vede. Da 5 euro! Allora, per favore, allora io mi sono dovuto riscattare. Bravi, Guardi, bravi. dai, no, mi costa 300 euro. Se mi fa, Oh, bravo! Bravissimo! se mi fa fare una figurina, sono 300 euro. 100 euro. Allora, per favore, fatti vedere che sei in gamba, ok? Sì. Allora, conosciamoci meglio, via. Gli dica, per favore, c'è il padrone di casa qui. Ciao Gli Riccardo! sì. Ciao! Come si chiama? Come si chiama? Sono No. L'inchino! Sì, l'inchino, L'inchino. fammelo qui sopra. L'inchino. Dai! Sì! Allora, come si chiama? Come si chiama? Vasco! Vasco. Vasco! Di Io? cognome? Sì. Vasco! Sì, di cognome? Rossi! Vasco Rossi. Ah, parente del cantante. No! Di comico! Ah, del grande comico milanese Paolo Rossi. Un altro colore! Come un altro colore? Verdone! Ah, Bertone. Un parente di Verdone! Ah, ho capito. Sì! Ecco, senta, ma io vedo, ecco, questo lo so fare anch'io. il numero gli riesce bene però. Come vedi bene Riccardo, questo è un numero che ti riesce molto bene, ma io ti volevo dire una cosa, questo personaggio è un signor personaggio, perché prima te l'ho presentato come... Guarda, credimi, Perché te lo sono bravo, giuro, sono credimi, bravo. te lo Prego, giuro. no, alzati pure. Riccardo, sono proprio bravo! Ma sì. È bravo, guarda Ti Riccardo, te lo credo, giuro. ti credo. Non è un pacco come tutti quegli No! altri. Allora lui è un grande ventriloquo perché ha una prerogativa Relativa. soprattutto, Sì! che lui è un ventriloquo e fa anche il doppiatore, Sì. vero? Ah. Ma attenzione, non è un doppiatore qualunque, Qualunque! è un doppiatore di film Hard! porno. Davvero? Fa io porno io! Lui doppia i film porno facendo il ventriloquo. L'hai mai visto fare te un ventriloquo? No. Ecco, allora, Direi di no. per favore signor Vasco, ci faccia vedere come doppia i film porno facendo il ventriloquo. Lo fa ora? Tu vedrai quando lo vuoi fare, dopo. Inizio? Vai! Così lo so fare anche io, con la mano. Lei deve far vedere al signor Riccardo, per favore, come si doppia un film porno facendo il ventriloquo, con la voce. Ah, con la voce? Eh. Ah! Bene! Bene! Fermo, ora sto bene. Ah! Giungo! Ecco, perché è anche un raffinato, capito? Certo. Cioè non è uno dei soliti volgari no, che calcano i... No. Quindi, ecco, sì, vabbè, per favore. Ma sai, io più lo guardo e più mi ricorda un certo Eric Clapton. No, No, è tutta non ha un'altra niente cosa. che- No, vabbè, quello vabbè. era inglese. Sai, lui- gli artisti si somigliano tutti! Certo. Ma poi lo vedi il taglio dei capelli, è Sì. veramente diverso. È vero, forse sbaglio. Sì? Forse sbaglio, sì. No, ma di sicuro. Si assomigliano perché, vedi, l'arte consuma. E sono un po' magri tutte e due. No, io non sono magro, sono arido.
non è nemmeno secco, è proprio arido. Ma poi vedi, siccome siamo all'aperto, ora diciamolo anche ai signori spettatori, è un po' umido qui e lui si è anche imbarcato, vedi? Vedi come è imbarcato. È il numero. Tiro l'umido. Vero? Sì. Un applauso. Allora, va bene, l'ultima cosa, per favore, mostra al signor Riccardo, 600 euro, Sì. mostra al signor Riccardo, per favore, allora, la difficoltà, dove sta la difficoltà nel fare il ventriloquo? Sta nelle parole dette con la M. Ma io sono bravo Con la M. e non ho paura di nulla. Perché io sono proprio fermo io. Ecco, bravo. Perché? Perché ho la pancia. Allora, le parole con la M, diciamolo per bene, sono le più difficili. Allora, mi dica Ma per io favore... ce la fo. Ce la fa? Sì. Ecco. Mi dica per favore marmellata. Marmellata, ce la fa? Marmellata. Ho capito. Sì. Che parola è, Riccardo? Marmellata. Marmellata. Marmellata, eh? L'ha detto anche lui, marmellata. Eh? No, guardatelo bene, inquadratelo più stretto per favore. Confettura! Bene, grazie! Come l'avevo detto, non era un pacco lui, la ringrazio. È stato veramente molto bene. Complimenti, veramente. Io la ringrazio, mi do la mano. Grazie. La vedessi? Sì, ma non faccia così, è bruttissimo. Dai. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Mi rimanda per favore il mio socio, che così almeno salutiamo gli spettatori. Ciao, ciao. Beh, te l'avevo detto Riccardo. Ti sei salvato, insomma, mi è sembrato all'altezza della situazione. Scusate, ma io ho ricevuto una telefonata, mi sono venuto a sentare. E com'era il personaggio? No, vero, fantastico. È stato bravo? No, Perfetto. bravissimo. Bene, sono contento. Guarda, questa cosa Bravissimo. Avevo paura che fosse un pacco, pensa te. No, invece no. Molto bravo. Porca miseria. Va bene, allora a questo punto noi ringraziamo chiaramente Riccardo, ringraziamo la troupe di questi sciagurati che ci hanno ospitati qua in questa trasmissione. Ringraziamo Gianni tutti Turco, voi. il regista. Noi che ti si deve Mi raccomando, richiamaci, Riccardo. Senz'altro. Quindi... Senz'altro, ma non ci dà pacco, almeno te richiamaci. No, i pacchi no, uno no, due. Uno ciascuno. Signori Galli e Villo, grazie. Oh via si va a casa. Adesso si leva la coglione, via.